Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Oh, quand je revois ma petite église, où les mariages allaient gaiement, je vois encore ma vieille maison grise, où même la brise parle d'antan. Stiamo rientrando da Parigi, sono stati 4 giorni meravigliosi con delle persone straordinarie, i nostri soci, ormai sono in tanti come potete vedere e per la loro richiesta li abbiamo accontentati e quindi abbiamo effettuato questo viaggio straordinario, molto bello, pieno di calore, di amicizia, di simpatia, di allegria, vero? Abbiamo fatto di tutto, abbiamo visto una Parigi bellissima, siamo stati a mangiare sulla Tour Eiffel, siamo andati a vedere uno spettacolo con il Can-Can, i mercatini di Natale, quindi un viaggio bellissimo. Sabato mattina appena siamo arrivati, anche se un po' stanchi perché abbiamo viaggiato di notte, comunque un viaggio che è andato benissimo, non c'era traffico ma siamo arrivati in perfetto orario, siamo andati subito a vedere quella meraviglia di Versailles. Oh, veramente una reggia strepitosa Versailles con i suoi giardini, fenomenale. Dopodiché abbiamo ripreso il nostro pullman e siamo andati a Parigi. Parigi l'abbiamo visitata, abbiamo fatto dei pezzettini con il pullman e dei pezzettini a piedi. Siamo andati a vedere la Tour Eiffel, poi siamo andati alla Medaglia Miracolosa, abbiamo fatto un piccolo primo tour. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Il secondo giorno alcuni di noi sono entrati al Louvre e altri invece hanno preferito vedere i mercatini di Natale sulle Champs-Élysées. Nel pomeriggio abbiamo fatto un bellissimo giro al chiaro di luna, al tramonto veramente, sul Bateau Mouche, che quel sole che tramontava sulla Tour Eiffel illuminata è stato uno spettacolo. E poi non c'era vento, non faceva freddo, abbiamo trovato 3 giorni di sole che a dicembre a Parigi forse possiamo ritenerci più che fortunati, veramente belli, belli, belli. Dopodiché siamo andati a Montmartre. Siamo andati a visitare la chiesa a Montmartre e successivamente siamo andati in un caratteristico ristorantino molto famoso che si chiama la Bonne Franquette a Parigi, dove abbiamo cenato e nello stesso tempo abbiamo assistito allo spettacolo del Can-Can, di cui qualcuno di noi si è unito a loro e quindi ha contribuito allo spettacolo. Tra l'altro i proprietari erano molto contenti perché sono abituati agli italiani, a lei italiani, a lei, bellissima, è stata una serata veramente bella. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis.
Ça commence avec toi. Oh, Edith Piaf. Merci, merci. Hey, hey. Non c'è male, perdonami che così ma può essere meglio. Du monde, ça ne pourrait pas plus ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. La 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 la. Allez, venez, Milan, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable et s'il vous plaît, être les bienfaits, repelle sur mon cœur, et mon pied sur une chaise, je vous connais, Milan, vous m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Terzo giorno abbiamo fatto un tour, diciamo, di una Parigi
diversa. Siamo andati a vedere anche il primo palazzo dove c'erano i primi re, proprio le cose più antiche di Parigi. Dopodiché abbiamo visitato appunto sul pullman Piazza della Bastiglia, siamo andati a vedere anche il Pantheon, poi siamo andati a vedere la Sorbonne, insomma abbiamo fatto un giro, i quartieri latini, un bel giro con il pullman. Dopodiché siamo andati a mangiare sulla Tour Eiffel, sulla Tour Eiffel. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment of the year. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my love is near. Per finire in bellezza siamo stati a Colmar, che è un caratteristico paesino dove ci sono tutti i mercatini di Natale illuminati, queste case a punta spettacolari, veramente qualcosa di unico. Io sono molto contenta di loro, di tutte queste 82 persone, ero spaventata perché sono tanti, veramente tanti, però sono stati carini, sono stati puntuali e quindi è andato tutto bene, li ringrazio. May your heart be filled with cheerfulness, happiness and cheerfulness, for all we wish you the happiest, the happiest, the happiest, happiest, yes, the happiest. We wish you the merriest, the merriest, the merriest. You'll cheer and the happiest.